posso capire emotivamente tutto quanto, ma secondo me adesso l'imputazione è sovradimensionata. Non ci sta l'avvocato Filippo Viggiano, legale di Mohamed Boumarwan, il 36enne marocchino accusato di omicidio volontario aggravato dalla finalità della rapina, che non esclude un altro passo. Non so se faremo ricorso al Tribunale della Libertà. Questa è solo una possibilità, tiene a precisare il legale, il cui assistito ora rischia l'ergastolo. Ma a spiegare la motivazione che ha portato il pubblico ministero a questa nuova contestazione è il capo della Procura di Treviso, Marco Martani. 29 lesioni contusive esterne dimostrano un particolare accanimento nei confronti della vittima, che è stata colpita almeno con 2 diversi corpi contundenti, che è incompatibile con la non volontarietà dell'esito finale della morte. Fra le aggravanti contestate, quelle della crudeltà. L'aggravante della crudeltà in particolare è stata contestata perché appunto queste 29 lesioni inferte su una persona di 82 anni e legata, alle gambe parzialmente legato, sono sicuramente modalità crudeli per compiere un atto che è comunque un atto efferato come l'omicidio. Diversa la posizione della difesa, secondo la quale ci sarebbero delle attenuanti. Guardi, che se uno è come era, ubriaco, se uno ha assunto stupefacenti, eccetera, cioè dedurre poi che dalla pluralità dei colpi voglio dire, la volontà omicida, si potrebbero fare tante obiezioni. Immediata la risposta del capo della procura. Sono aggravanti per le quali è previsto l'ergastolo, poi chiaramente questo non sempre consegue l'ergastolo, perché potrebbero in giudizio emergere anche delle attenuanti che io per il momento sinceramente non riesco a vedere, ma